Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. È il giorno dei playoff per il Lecco, terzo turno. Inizia la fase nazionale dei playoff e la squadra di Foschi è di scena allo stadio del Conero di Ancona contro una formazione, quella di Donadel, che ha passato 2 turni già ed è sicuramente rodata, mentre la formazione di Luciano Foschi. Due si sono incrociati all'ingresso delle squadre in campo, come avete visto. Lecco che non scende in campo da 3 settimane abbondanti per aver chiuso la stagione regolare al terzo posto, vicini alle popolazioni alluvionate, e un minuto di silenzio proprio in ricordo delle vittime dell'alluvione dell'Emilia Romagna. Alla vigilia del fischio d'inizio arbitra il signor Matteo Centi di Terni. Allora si comincia l'avventura del Lecco ai playoff con un sogno chiamato Serie B, difficile da raggiungere ovviamente, ma possibile. Inizia meglio il Lecco, la percussione centrale di Galli che prova il mancino, la risposta di Perucchini, ex di giornata, giocò nel 2011 a Lecco. Bella l'occasione creata da Galli. Calcio d'angolo per il Lecco all'8. Lo spiovente di Giudici, la palla non filtra. C'è ancora il cross, il colpo di testa di Pinzauti e la risposta di Perucchini. Un'altra delle risposte di Perucchini, che avrà un conto personale aperto in questa partita con i giocatori del Lecco. Calcio di punizione. Lo spiovente lungo, il colpo di testa di Zeliak, la grande risposta ancora di Perucchini. Un continuo sfidare il portiere dell'Ancona, che risponde sempre presente. Ci provano i dorici, dall'altra parte Martina dentro, bello il pallone per il tocco di Paolucci e la risposta di Melgrati che va a chiudere l'angolo basso. Calcio di punizione per il Lecco ancora. La battuta allo spiovente, c'è una prima ribattuta, poi Ilari bravo a rimettere dentro il pallone, Zeliak che va a metterla dentro, il gol del vantaggio del Lecco, 1-0, meritatissimo. Zeliak, 100 partite in blu celeste proprio in questa occasione, e arriva il gol che porta in vantaggio i suoi. La festa dei giocatori del Lecco che festeggiano il numero 2, vedranno Zeliak 100 presenze, e rivediamo. Arriva anche il gol importantissimo che sblocca la partita sul calcio di punizione di Lepore. C'è un colpo di testa da allontanare, poi Ilari bravo a rimetterla dentro e Zeliak anticipa sul filo del fuorigioco. Alzano le mani i giocatori dell'Ancona, ma è nettamente in gioco Zeliak, che si dimostra ancora una volta, come è capitato anche in altre occasioni, tempista in queste situazioni. Martina, il migliore dei suoi nel primo tempo, dentro il pallone, e poi attenzione perché c'è il tocco sull'incrocio dei pali. Il tocco sull'incrocio dei pali dell'Ancona. Clamoroso, rivediamo Martina. E poi il tocco quasi fortuito, quasi fortunoso di Moretti. E l'incrocio dei pali salva Melgrati, poi ci prova con un gran destro da fuori basso. La risposta di Melgrati che la tocca e dice no al numero 99. Grande parata anche di Melgrati. L'attacco di Lepore che mette molto a sinistra Ilari, dentro il pallone a inizio ripresa, poi attenzione a Giudici, viene però anticipato, arriva la conclusione di Zuccon, la risposta di Perucchini. Ancora una volta molto attento Zuccon, ancora lui qui, questa volta prova col mancino dalla distanza, il 32 portiere dell'Ancona dice ancora una volta no.
sotto la curva dell'Ancona, il calcio d'angolo del Lecco. Lepore uno schema, cerca la battuta al volo, Giudici, straordinaria conclusione del capitano del Lecco, grande parata di Perucchini, incrocio dei pali, a dire no, un incrocio dei pali a testa, la rivediamo, splendido lo schema, riuscito benissimo, la pennellata di Lepore, poi grande la coordinazione di Giudici, sarebbe stato un gol da antologia clamoroso, ma Perucchini conferma di essere in stato di grazia, in serata di grazia. Ilari, 75esimo, dentro il pallone in profondità per Buso. Buso sfida all'1 contro 1 l'avversario, lo salta secco, la conclusione, poi c'è la deviazione di De Santis e l'autogol. Autogol clamoroso. Ma qua il gol si può dare tranquillamente a Buso perché è lui che comunque calcia in porta. La deviazione si spiazza Perucchini ma non cambia traiettoria. Poi qui, guardate, incredibile, viene ammonito perché secondo l'arbitro sarebbe andato a provocare la curva dell'Ancona, ma mentre rivediamo il gol di Buso, le finte, la palla probabilmente sarebbe uscita di Buso, ma la deviazione di De Santis fa il 2-0. Noi vi facciamo vedere l'immagine, Buso sta sorridendo al nostro Matteo Bonacina per mettersi in posa alla foto, come potete vedere assolutamente da questa immagine che vi mostriamo in esclusiva, e viene ammonito ingiustamente. Un giallo che poi potrà essere pesante nel proseguio. 82esimo, attenzione dei playoff, perché c'è la conclusione con il mancino di un altro giocatore entrato dalla panchina, Petrella. Belgrati risponde, 83esimo, a sinistra l'azione dell'Ancona, lo scarico, il cross dentro, attenzione perché c'è un batti e ribatti, colpo di testa, il primo di Petrella, la palla rimane lì, un'altra conclusione e poi arriva la stoccata vincente di Prezioso per il gol del 2-1. Rivediamo, l'Ancona nel finale cresce, ci prova con caparbietà, il Lecco si addormenta un pochino. Qui in due vanno a staccare, poi arriva Petrella, avrebbe l'occasione per calciare addirittura anche il numero 9 Spagnoli, il capitano, poi dopo arriva la stoccata vincente di un giocatore entrato dalla panchina, Prezioso, tra i migliori nel finale dei suoi. Ma troppa libertà però qui concessa dai difensori del Lecco, così come era stato nel primo tempo quelli dell'Ancona nei confronti degli avversari. Palla persa da Zuccon a centrocampo, parte proprio l'Ancona con Prezioso, dentro il pallone per Di Massimo che va sul fondo, Melgrati dice no e poi arriva in scivolata Petrella per il gol del 2-2. L'Ancona la pareggia nel finale. L'Ancona la pareggia nel finale. Meritata per la voglia sicuramente di andare ad aggredire il risultato, la squadra di casa, i cambi che danno sicuramente qualcosa in più all'Ancona, mentre il Lecco non ne trae giovamento, però Lecco che può recriminare per le tante occasioni fallite nel corso del primo tempo in particolare, ma anche inizio ripresa. 2-2. L'importante di Petrella che rimette tutto in discussione in questa partita, naturalmente ricordando che il Lecco da testa di serie avrà il vantaggio del campo nella partita di ritorno, ma anche del risultato. 2 risultati su 3 con un pareggio andrà avanti al quarto turno dei playoff.